I Degali sono prima di tutto una famiglia. Siamo io, mio fratello, mia mamma e mio papà. Mio padre è un personaggio con una personalità molto forte e le sue mani rispecchiano appieno quello che lui è. Le sue mani ci hanno guidato. Le sue mani vedono anche a volte, secondo me. Quando raccoglie l'uva vedono prima le mani degli occhi. Secondo me un vino è buono quando ti trasmette un'emozione. Emozionarsi nel vino vuol dire chiudere gli occhi e pensare cosa c'è dietro al vino, chi l'ha fatto, cosa ti è rimasto in mente di quella persona, di quella cantina, di quel luogo. Nei miei vini sento il profumo della terra, sento le parole di mio papà, sento quello che è stato il nostro percorso da vendere vino sfuso a venderlo in bottiglia. Sento tutta la fatica e la gioia e la soddisfazione che c'è adesso. Mi piace che le persone che vengono in cantina assaggino il vino e ricordino poi quello che hanno assaggiato, si ricordino di noi, della nostra cantina, di quello che hanno respirato e sentito qui, cioè il trasmettere agli altri quello che siamo. Dobbiamo ringraziare mio papà per quello che siamo, è stato il punto di partenza di ogni cosa. Se non c'è la famiglia il vino è buono, ma la famiglia unita lo rende più buono.